Le terre civiche, l'ambiente, la comunità, la coesione sociale e lo sviluppo territoriale. E questo è il titolo della 2 giorni di studi che si sta tenendo a Nuoro, un'iniziativa promossa dall'Ordine degli Agronomi della Sardegna, dal Centro Studi sulle Terre Civiche di Nuoro, dal Consorzio Universitario Nuorese. Per 2 giorni studiosi, giuristi e amministratori analizzeranno questo tema di grande attualità. Terre civiche che in Sardegna hanno avuto un peso importante nell'economia delle comunità e che ancora in città spesso sono al centro di battaglie politiche e di richieste di un'effettiva e puntuale perimetrazione. Ai lavori sta partecipando una personalità d'eccezione del mondo giuridico italiano, non solo sotto il profilo accademico, ma anche per il ruolo che attualmente ricopre. Il professor Paolo Grassi, presidente della Corte Costituzionale, che stamattina nella sala conferenza della Camera di Commercio ha voluto incontrare gli studenti dell'Università di Nuoro e degli istituti cittadini, cui ha rivolto queste parole. Dunque ci sono dei colleghi qui, colleghi giuristi, persone dotte, non parlerò per loro. Quel poco che dirò oggi lo dico per i giovani e soprattutto per coloro proprio che sono novizi rispetto agli studi giuridici, al mondo costituzionale. Vedete, è ovvio che la Corte Costituzionale è un organo centrale dell'ordinamento dello Stato ed ha compiti precisi, ma al fondo c'è un compito essenziale: far sì che nello Stato italiano si rispettino quei grandi valori che sono stati segnati all'interno dei 139 articoli in cui si compone la nostra Carta Costituzionale.